Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buona domenica a tutti voi telespettatori di Antenna 3, tante le notizie di cronaca in primo piano. Fra poco vi daremo anche l'aggiornamento delle condizioni della povera bimba di 18 mesi, un anno e mezzo, che è stata travolta ieri sera intorno alle 18 dal trattorino Tosa Erba del papà, che non si è accorto della sua presenza in giardino a Ramon di Loria. Condizioni che sono ancora gravissime, è una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità di Loria ma anche la Marca trevigiana. Come sconvolge però in queste ore la comunità di Arzignano un fatto gravissimo accaduto nella notte. Sono ben due gli accoltellamenti accaduti nel Vicentino nelle ultime ore. Uno a Cogollo del Cengio, una lite familiare, ma il più grave di questi fatti è accaduto ad Arzignano, dove una violentissima lite tra giovanissimi, forse un regolamento di conti, ha portato all'accoltellamento di un sedicenne grave, molto grave, in ospedale. Allora, per gli aggiornamenti di questa situazione ci colleghiamo con il nostro Ivano Tolettini. Buongiorno, buona domenica Ivano. Buongiorno Nicola e buongiorno e buona domenica a tutti i telespettatori. Come dicevi, appunto, è stata una notte di violenza, accoltellamenti ad Arzignano. Siamo nella vallata del Chiampo, nell'Ovest vicentino. Arzignano, per chi non lo sapesse, è un centro di circa 25.000 abitanti, e a Cogollo invece siamo dall'altra parte nell'Alto Vicentino, nella vallata dell'Astico. Due episodi distinti ma che hanno lo stesso comune denominatore, lo stesso filo rosso: coltelli e violenza. Il più grave è il regolamento di conti tra giovanissimi nel cuore di Arzignano. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante una lite scoppiata in pieno centro. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del SUEM e del Cazzavillan, che è l'ospedale di Arzignano, però, visto la gravità delle ferite, è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono molto gravi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Valdagno che sono intervenuti, si tratterebbe di uno scontro tra gruppi di ragazzi rivali, probabilmente legato a vecchi rancori. Il quadro comunque è molto frammentario, perché i militari da questa notte stanno interrogando numerosi ragazzi, stanno raccogliendo testimonianze, stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per chiarire la dinamica e le responsabilità. Nelle prossime ore ci dovrebbero essere delle novità sul fronte investigativo, da quello che si percepisce. Più o meno alla stessa ora a Cogollo del Cengio c'è stato un altro, appunto come dicevi Nicola, un altro grave episodio di violenza, questa volta tra le mura domestiche. Un uomo è stato accoltellato al petto dal fratello. Siamo in un appartamento di via Monte Tesso. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei sanitari del SUM 118 e dei carabinieri. Il ferito è stato ricoverato al vicino ospedale di Sant'Orso. Le condizioni rispetto al ragazzo di Arzignano sono meno gravi, non sarebbe in pericolo di vita, però le sue condizioni sono serie. In questo caso per i carabinieri l'aspetto investigativo è molto più semplice, perché hanno interrogato i familiari, visto che il fatto di violenza è avvenuto in famiglia. Perciò due episodi diversi, Nicola, ma che riportano al centro il tema della violenza. Sempre una violenza che è sempre più spesso tra giovanissimi o all'interno delle mura domestiche. Le indagini, come dicevamo, sono in pieno svolgimento ad Arzignano per fare luce movente e capire le eventuali responsabilità. Bene, grazie Ivano Tolettini, ovviamente aggiornaci se poi anche durante questa mattinata dovessero esserci delle novità su questi fatti di sangue, a partire ovviamente dal regolamento di conti tra i giovanissimi. Immaginiamo appunto che, come dicevi tu, ci siano dei giovani che vengono sentiti in queste ore per capire anche le responsabilità. Ovviamente c'è apprensione anche per le condizioni del sedicenne in gravi condizioni, come c'è apprensione ovviamente per le condizioni della bimba, lo dicevamo prima, di 18 mesi, un anno e mezzo appena, ricoverata a Padova. Sono stabili ma continuano a essere gravissime, lo dice il bollettino diramato in mattinata. Le condizioni della
piccola che nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 18 è stata travolta dal trattorino Tosa Erba manovrato dal papà in retromarcia. La piccola ha riportato gravi lesioni a braccia e gambe, si trova attualmente ricoverata a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove è stata sottoposta nella notte a una delicata operazione chirurgica. Sull'incidente a Ramon di Loria sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castelfranco. La procura, attraverso il pubblico ministero di turno, ha disposto l'immediato sequestro del trattorino. I genitori della bimba, il padre 31enne e la madre 29enne, che erano ovviamente nel giardino ieri, sono sotto shock ovviamente per il terribile incidente. È stato l'uomo, resosi conto dell'accaduto, a dare l'allarme al 118 e a trasportare poi al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco la bimba, che è stata poi ricoverata a Padova. Visto il quadro clinico, infatti, i medici hanno deciso di trasferirla con l'elisoccorso al nosocomio Patavino. Un'intera comunità di Loria che vive con grande apprensione la vicenda. Di queste ore le parole anche del primo cittadino Alberto Battistella, che dice: siamo profondamente scossi per quanto accaduto e seguiamo con grande apprensione le condizioni della bambina in questo momento così delicato. Ci stringiamo attorno alla famiglia confidando nel lavoro dei medici e auspicando il miglior esito possibile. Una tragedia che colpisce l'intera comunità e che ci invita a riflettere ancora una volta sulla importanza della massima attenzione anche nei contesti domestici. Era una giornata tranquilla, papà e mamma giovani in giardino, la piccola che giocava con la mamma in giardino, un momento di disattenzione, un momento di distrazione, il papà che con il Toserba in retromarcia non si accorge della bimba e purtroppo la travolge. Anche in questo caso vi daremo ulteriori aggiornamenti se ci sono nel corso della mattinata. Resta in terapia intensiva anche in questo caso in prognosi riservata, ma questa volta con una situazione in lieve miglioramento, il 74enne ex colonnello dell'aeronautica militare a lungo in servizio in Strana, che al poligono di Feltre per una sessione di tiro a segno con un fucile d'epoca risalente alla Grande Guerra è stato raggiunto alla testa da una scheggia di metallo. L'arma sarebbe infatti esplosa, forse a causa di un proiettile difettoso che è scoppiato lateralmente. Una scheggia del Bossolo lo ha raggiunto alla fronte facendolo cadere a terra. Trasferito al Cafoncello di Treviso, è ricoverato e sotto stretto monitoraggio in rianimazione, sotto sequestro ovviamente da parte dei carabinieri il fucile utilizzato. Ancora una persona ricoverata in questo caso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova anche in questo caso in prognosi riservata. È una donna di 40 anni di origini moldave, travolta da un'auto ieri mattina mentre attraversava la strada a piedi in Via della Libertà a Venezia, all'altezza di via Pacinotti. L'incidente ieri mattina. La donna potrebbe aver voluto raggiungere via Torino dalla parte opposta della carreggiata tramite il sottopasso ferroviario o raggiungere la fermata dell'autobus. È tutto al vaglio degli agenti della polizia locale. A proposito di drammi lungo la strada, a Vittorio Veneto c'è ancora il dolore per la morte del 19enne moldavo Marian Rakovita, morto dopo lo schianto di 3 notti fa in pieno centro, in piazza Tovena di Cison di Valmarino, andato a schiantarsi contro il muro di un edificio. Ci sono gli amici che lo ricordano come un ragazzo d'oro e l'ultimo regalo è quello di aver donato gli organi. Il suo gruppo di amici, la famiglia, eccetera, quelli che lo conoscevano e sapevano che persona era, molto probabilmente sono ancora in shock. Gli amici di Marian Rakovita e la comunità moldava di Vittorio Veneto sono ancora letteralmente sconvolti. Nessuno vuole parlare in via Foà, nel luogo dove il giovanissimo viveva insieme alla famiglia, a Vittorio Veneto Nord. Molti vengono a portare un pensiero, ma niente telecamere. È una tragedia privata di cui ancora non ci si capacita. Il ragazzo non beveva e non si drogava, ci racconta la zia, commossa ad ogni parola. E anche se pare non avesse le cinture, racconta ancora la donna, alla guida era prudentissimo, mai un colpo di testa. E tutto resta ancora inspiegabile, anche per gli amici, gli ex compagni di scuola del Beltrame, scuola che aveva appena terminato. Personalmente lo conosco da 2 o 3 annetti e posso dire che veramente è una persona con il cuore d'oro e è sempre pronto, perlomeno con me è sempre stato pronto a parlare, comunque ad aiutarmi, eccetera. E sì, hanno comunque
do la conferma delle parole che hanno detto su di lui. Nessun gesto volontario, dice Yassin, e conferma che non beveva. Da quando ho preso la patente, ma anche prima, era uno che odiava gli alcolici, superalcolici soprattutto. Dopo che aver preso la patente, specialmente quando usciva, si vedeva che era l'unico ragazzo magari della compagnia che non prendeva alcolici, infatti prendeva specialmente la Coca-Cola. Ora sarà l'autopsia a dire quali siano state le cause dello schianto. Gli amici comunque hanno una loro idea. Però a quanto pare si nota veramente che ha perso veramente il controllo anche dell'autovettura, infatti ieri sera abbiamo fatto il giretto lì e si vedono ancora i segni delle gomme comunque della derapata, ecco. Un ragazzo di una generosità fuori dal comune, ereditata dalla mamma che della sua casa ha fatto un porto di accoglienza per tante persone. Proprio la mamma, ci racconta ancora la zia, ha desiderato donare gli organi di Marian, sperando che un giorno quelle vite salvate vengano ad abbracciarla. Una tragedia anche per la città, che perde un ragazzo buono e impegnato. Personalmente no, non conoscevo Marian, però ho conosciuto pochi giorni fa i suoi amici con cui ho scambiato proprio ieri 2 considerazioni e appunto dicevano che Marian era un ragazzo speciale, un ragazzo altruista, sempre disponibile ad aiutare tutti. Tra l'altro l'anno scorso aveva finito il diploma appunto all'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, un ragazzo impegnato e che purtroppo ha trovato appunto questa tragica fine. 19 anni Marian, 27 anni invece il giovane sloveno che si trovava alla guida di un furgone coinvolto mercoledì in un incidente in A4 tra Cessalto e Noventa, che purtroppo ha perso la vita dopo alcuni giorni in ospedale. Non ce l'ha fatta un giovane conducente straniero rimasto coinvolto mercoledì pomeriggio lungo l'autostrada A4 tra Cessalto e San Donà di Piave in un drammatico tamponamento stradale tra il suo furgone e un tir che lo precedeva. Si tratta di un autista di 27 anni sloveno, soccorso ancora cosciente sul luogo del sinistro, trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, le cui condizioni tuttavia sono precipitate all'arrivo al pronto soccorso. Troppo gravi i traumi riportati alla parte inferiore del corpo. Il 27enne è morto, allungando così la tragica lista delle vittime di quel tratto autostradale dove lo stesso giorno, poco prima, si era verificato un altro incidente, stavolta tra San Donà e Portogruaro, con diversi mezzi pesanti coinvolti. Sempre nella zona tra Cessalto e San Stino, altro grave incidente nelle scorse ore, questa volta a lungo via Callunga. 3 i mezzi coinvolti, altrettanti i feriti, di cui uno in gravi condizioni trasferito in ospedale con l'elisoccorso. Ancora la cronaca, la squadra mobile di Padova ha rintracciato e arrestato un 46enne cinese irregolare sul territorio nazionale che risultava essere ricercato perché doveva scontare una pena di 10 anni emessa dal Tribunale di Bologna nel gennaio 2020 per una serie di rapine violente in abitazione commesse tra Bologna e il Veneto nel 2012. Rapine particolarmente violente che commetteva ai danni di connazionali, sequestrando anche le vittime e imbavagliandole, minacciandole con l'uso di grossi coltelli. Nel gennaio 2012 il primo di questi assalti a Bologna, il secondo meno di un mese dopo in provincia di Padova, a Pionca di Vigonza. Era la sera del 3 febbraio 2012, quando una coppia di imprenditori cinesi era stata sequestrata in casa e rapinata dal gruppetto di cui faceva parte questo 46enne, e lo stesso poi era accaduto nuovamente a Bologna a fine mese, sempre una famiglia di origini cinesi. Quindi 3 colpi nell'assalto e in questa banda c'era anche questo 46enne cinese che era ricercato perché appunto doveva scontare 10 anni per queste rapine, ma era irrintracciabile, è stato invece bloccato dalla polizia a Padova e arrestato. La cronaca ci riporta a Treviso dove i problemi della sicurezza restano in primo piano anche nella zona rossa. I residenti di via Roma qualche sera fa hanno segnalato e ripreso tramite dei video lo spaccio di sostanze stupefacenti in piena zona rossa. Sentiamo cosa dice il sindaco Mario Conte. Sono immagini che erano arrivate al comando della polizia locale nei mesi scorsi.
Proprio questa mattina in occasione delle celebrazioni ho chiesto al prefetto di poter analizzare la situazione con l'obiettivo di incrementare ulteriormente i controlli, perché dai controlli che erano stati fatti in occasione delle segnalazioni puntuali che risalgono a mesi fa non erano stati riscontrati dei rilievi da parte delle forze dell'ordine. Chiederò ulteriore verifica, quindi ringrazio per le segnalazioni e sarà ovviamente nostra cura farle nostre e cercare di migliorare la situazione. Quello che posso fare io è di portare il problema sul tavolo del questore e del prefetto, con la consapevolezza che stanno facendo un lavoro enorme per la sicurezza della nostra città. Dallo spaccio di droga in centro a Treviso ai 4 kg di droga nascosti in casa, scoperti dalla Guardia di Finanza di Bassano nell'abitazione di una coppia di Romano De Zelino. Lui peraltro è un ex rugbista. Una coppia è stata arrestata nell'operazione antidroga denominata Palla Ovale dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa. Ai domiciliari sono finiti il rugbista Engel Machelara, 29 anni, e la compagna Clarissa Festa. I militari del tenente colonnello Francesca Minciotti sono intervenuti a Romano De Zelino in un'indagine sul traffico di stupefacenti. Nell'abitazione della coppia, difesa dall'avvocato Alberto Pellizzari di Vicenza, è stata sequestrata quasi 4 kg di droga. Cocaina, chetamina, MDMA, marijuana e hashish, un quantitativo elevato, tale da far scattare le manette. Machelara si trova ora ai domiciliari, nell'abitazione condivisa con la fidanzata, anche lei sotto inchiesta. La notizia ha fatto rumore nel mondo dello sport. Machelara aveva infatti un passato nel rugby di buon livello. Cresciuto tra Bassano e Benetton Treviso, aveva giocato anche nel Petrarca Padova, oltre a esperienze nelle nazionali giovanili. Nel 2021, dopo una gara tra Padova e Rovigo, era risultato positivo all'antidoping, alla cannabis. Mentre a Giuliano, in un'altra indagine antidroga, gli agenti del Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino hanno denunciato un 20enne della zona. Gli sono stati sequestrati 93 grammi di hashish, nonché materiale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi, bilancini elettronici, coltelli e altro. E poi c'è il tema della giustizia con il CSM che declassa il Tribunale di Vicenza a sede disagiata. Mancano magistrati, aumentano i carichi di lavoro e allora per attirare toghe scattano indennità economiche e vantaggi di carriera. La crisi della giustizia nella provincia di Vicenza, dal capoluogo al Bassanese, dall'Alto Vicentino all'area Berica, è conclamata. Il Tribunale di Vicenza è diventato sede disagiata e il Consiglio Superiore della Magistratura a Roma prova a correre ai ripari. Per chi accetterà il trasferimento sono previsti incentivi concreti, un'indennità economica mensile aggiuntiva, ma soprattutto un vantaggio nella carriera. Il servizio in una sede difficile consente di accumulare ai magistrati punteggio utile per incarichi più ambiti. L'obiettivo è chiaro: coprire i vuoti in organico e ridurre l'arretrato, perché senza magistrati i processi sono più lenti e la giustizia è più distante dai cittadini. E la provincia di Vicenza, che contribuisce in maniera clamorosa al prodotto interno lordo dell'Italia, versando miliardi di imposte, non lo merita certo. Sul punto, l'avvocato Gaetano Crisafi, del Comitato per una giustizia di qualità, sottolinea: l'attribuzione al Tribunale di Vicenza di sede disagiata certifica ancora una volta quello che sono anni che gli avvocati e i magistrati vicentini stanno dicendo. La situazione della giustizia a Vicenza sta lentamente precipitando agli anni 10 di questo secolo. È una situazione che non avremmo mai voluto vedere, ma d'altronde nel momento in cui si ritiene di drenare risorse dal Tribunale di Vicenza verso costituendi nuovi altri tribunali, nessuno ha interesse a salvaguardare la giustizia a Vicenza. Invece chiediamo con forza che vengano ripristinati immediatamente gli organici di magistrati e soprattutto di personale amministrativo, senza il quale la giustizia a Vicenza e provincia si ferma. Adesso le elezioni amministrative, con la chiusura ieri alle 12 dei termini per la presentazione di candidati e liste per le comunali di fine maggio. Vediamo com'è la situazione nella Marca trevigiana.
20 candidati alla carica di sindaco, sostenuti complessivamente da 27 liste, con molte conferme e qualche sorpresa dell'ultimo minuto, completata la griglia di partenza per le elezioni del 24 e 25 maggio nei 6 comuni trevigiani chiamati a rinnovare primo cittadino e consiglio comunale. In 3, Castelfranco, Silea e Ponte di Piave, si va al voto perché i rispettivi sindaci sono stati eletti in consiglio regionale. 5 sfidanti nella città del Giorgione, dove sono schierate 12 liste. Luca Pozzobon per il centrodestra, Maria Ghimenton per il centrosinistra, Daniele Emanente per Avanti Castelfranco, Diego Giovine, lista Onestà e Trasparenza, Paolo Ceschini di Nova Repubblica, legata a Resistere Veneto di Riccardo Sciumschi. Castelfranco è anche l'unico comune in questa tornata che, in caso nessuno raggiunga il 50% più 1 dei consensi, potrebbe andare al ballottaggio 7 e 8 giugno. La sorpresa a Spresiano, dove all'uscente Marco Della Pietra, candidato con Siamo Spresiano, e alla sfidante Maria Grazia Sossai, sostenuta da Lega e Forza Italia, si è aggiunto l'esponente del centrosinistra Andrea Dalla Villa. In campo l'uscente anche a Chiarano Stefano De Pieri contro Marco Vescovi, candidato di una civica che porta il suo nome. 3 donne per la poltrona di sindaco a Silea: Angela Trevisin per Silea Oggi, in continuità con l'amministrazione uscente, Federica Melotto, Siamo Silea, e Deborah Leonardi, espressione del centrodestra. A portare avanti il lavoro dell'attuale maggioranza si propone a Ponte di Piave Matteo Buso, candidato di Vivi Ponte. In campo Arturo Miotto, civica per Ponte di Piave, Stefano Picco, Ponte Oltre, e Alvise Tommaseo Ponzetta, Ponte per Tutti. In 3 in corsa infine a Vidor, Gianna Vidori di Viviamo Vidor, espressione dell'amministrazione uscente, l'ex primo cittadino Albino Cordiali e Nicola Zandò di Obiettivo Comune. Il tema scottante dei migranti con l'arrivo della stagione, insomma, della primavera e anche dell'estate, stanno riprendendo sia via Balcani che sul Mediterraneo le tratte dei migranti in Veneto, e purtroppo si registrano soprattutto via mare nuove tragedie. C'è però un'azienda di Chioggia che sta dimostrando e ha già dimostrato come si possono evitare appunto le tragedie, i morti e i naufragi, governando i flussi attraverso dei corridoi per l'agricoltura. Ho fatto anche prigione per diverse settimane, quando sono scappati dal prigione, dopo ho riuscito a scappare e di prendere la barca sono venuto qua. Una storia travagliata, quella di Ibrahim, partito dall'Africa in cerca di una vita migliore. Sono venuto con la barca, attraversato da Algeria e Libia, e venuto in Italia. Ho avuto tanta difficoltà alla strada, non avevo immaginato di venire in Italia. Non sapeva della violenza, delle torture che avrebbe subito e dalle quali è scappato approfittando del sonno del carceriere. Poi l'approdo in Italia. Sono arrivato a Sicilia, ho fatto 3 giorni di là e dopo mi hanno trasferito a Cona. Mesi nel centro di accoglienza fino a quando un'azienda di Chioggia, in cerca di lavoratori, dopo aver tentato anche con la Caritas locale di assumere gente del posto, ha deciso di puntare proprio sugli immigrati. Abbiamo chiesto aiuto alla CIA e poi tramite altre associazioni tipo Chioggia Accoglie e tipo il progetto Nave di Venezia abbiamo fatto un progetto iniziale. Praticamente ci hanno portato qua dei ragazzi, 19 ragazzi all'inizio erano, 3 del Bangladesh e il resto erano ragazzi africani, tutti richiedenti asilo. Abbiamo fatto questo progetto di integrazione, abbiamo fatto 2 settimane di contratto per far provare queste persone, insomma, il nostro lavoro. Alla fine delle 2 settimane li abbiamo assunti definitivamente tutti. Azienda che oltre a far crescere professionalmente gli immigrati li ha guidati nell'inserimento sociale. Abbiamo dato una mano a trovare degli appartamenti, abbiamo preso noi degli appartamenti in affitto, anche se non è facile, e poi col passare del tempo adesso gli ultimi si sono comprati anche la macchina, quindi abbiamo dato una mano a trovare la macchina e a pagare l'assicurazione, insomma un po' li abbiamo seguiti parecchio. Migranti che ora sono integrati e fidelizzati all'azienda, garantendo produzione di qualità. Un esempio che però si è evoluto ulteriormente con l'arrivo di nuovi lavoratori, senza passare però per l'inferno libico, come è successo a Silman, fratello di Ibrahim Kamara. È arrivato un aereo che ha fatto l'atterraggio a Bologna, da Casablanca a Bologna. Quindi come è arrivato aereo lui non credeva, anche quando lui ha chiamato la mamma ha detto che non può essere vero. E così solo qualche ore che venire così. Invece che Ibrahim ha passato tutti
quasi 7-8 mesi e su, per quello ha piaciuto tanto. Un arrivo possibile grazie ai corridoi legati all'agricoltura. Semplicemente utilizzando in maniera corretta i vari decreti flussi che sono succeduti negli anni e quindi utilizzando la normativa vigente nella maniera come va fatta. Questa è un'esperienza estremamente emozionante e che insegna che se si vuole si può, un imprenditore può far business e può impiegare in maniera corretta anche figure che oggi spesso sono sotto l'occhio del ciclone per ragionamenti insomma un po' particolari, un po' strani. Qui abbiamo l'esempio di ragazzi che si sono integrati, lavorano, pagano le tasse, vivono e possono avere un futuro. Il tema della casa è un tema che riguarda tutto il Veneto e in particolare Treviso. Sono stati inaugurati nei giorni scorsi da Ater 32 nuovi alloggi. Noi abbiamo 16 più 16 ultimati, qui davanti ne abbiamo altri 16 che abbiamo l'impresa check-in che li sta portando avanti, a brevissimo partiranno altri 16 qui sul lotto a fianco. Abbiamo altri 24 alloggi qua in via La Bassa che sono in fase di ultimazione, quindi andate a capire che più di 30 milioni di investimento sono fondi estremamente importanti e di questi 30 milioni di euro 13 milioni sono delle casse di Ater. Un'inaugurazione a cui il CDA di Ater, giunto a scadenza, teneva particolarmente. Oggi in via Cisole sono 32 gli alloggi completamente riqualificati e in quadrupla classe A che presto saranno occupati dalle famiglie assegnatarie, ma ne saranno completati altri 60. Una goccia nel mare del problema dell'abitare a Treviso, ma che comunque porta il suo mattoncino. Appartamenti da sistemare, se non vado errando, noi ne abbiamo circa 600. Le Ater hanno delle proprietà ex demanio, quindi estremamente vetuste e magari senza impianti di riscaldamento, dove ci troviamo che per riattare, rendere a norma e quindi poter riassegnare abbiamo delle spese che sfiorano i 60-70 mila euro, quindi capite che sono cifre importantissime. Quando noi mettiamo a disposizione 1 milione di euro fai 15 alloggi, non riesci a farne di più. La Regione ha riprogrammato 50 milioni di euro per un intervento strutturato che aiuti comuni e province a dare risposte concrete a chi una casa non riesce a trovarla pur lavorando regolarmente. Siamo la prima regione che investe rispetto a questo e soprattutto investe in due categorie legate una parte ai riatti e l'altra parte legata al social housing. Credo che sia fondamentale perché a questo bando, perché sono fondi pubblici, andranno sul pubblico dove parteciperanno le Ater, i comuni, INPS, INAIL, le ULSS e le IPAB, sia davvero una grandissima opportunità per fare sistema. Questa è una ricaduta insieme a tante altre che ve ne saranno negli anni futuri. Il diritto alla casa per noi è un valore centrale. Poi c'è un tema caldo toccato dall'assessore Tessarolo, ovvero spesso chi occupa queste case poi non le tratta col dovuto rispetto, spesso danneggiando il patrimonio. Bisogna lavorare parallelamente alla cultura dell'abitare, cioè bisogna mantenerli, è un bene pubblico, è un beneficio che la collettività dà a chi li occuperà, bisogna viverli responsabilmente, conoscendo anche le regole del convivere. Mi è piaciuta la benedizione del Don perché ha riportato proprio a questo, l'abitare non è solo un immobile, non è solo la risposta a un'urgenza o un'emergenza, è anche un vivere una comunità, un condividere delle regole di buon vicinato, un condividere una prossimità che è fatta anche di paletti e non solo di emergenza. È stata la settimana delle polemiche per il cappello alpino donato ai volontari delle Olimpiadi di Milano Cortina, le polemiche dei tanti alpini, le polemiche sui social, gli attacchi, anche il malore per il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, che fortunatamente si è ripreso. Allora, cosa resta di questa polemica? L'abbiamo chiesto ai cittadini. Cappello alpino ai volontari che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. È forte la polemica scoppiata per la consegna del cappello anche a chi non ha fatto la naia. C'è chi considera la scelta un grave errore, chi invece ritiene che non ci sia nulla di male, visto che i volontari avevano comunque seguito un corso formativo al centro addestramento alpino. Tanto fumo e poco arrosto, e diciamo il perché. Gli alpini che adesso vanno a tutti quei raduni hanno oltre i 75-80 anni, fra 10 anni non ci saranno più. Vogliamo tenere qualcuno che in testa possa avere il cappello d'alpino? Diamolo a delle persone brave, a delle persone che fanno beneficenza e diamolo non a tutti, ma a quelli che lo meritano. Il cappello non è solo essere militari, ma essere coloro che possono sempre con volontà aiutare le persone. È stato perché ha fatto un corso
che è una cosa diversa, che tante persone non lo conoscono, però per me può essere un simbolo che va dato a chi partecipa. Penso che sia fatto il militare ed è giusto, se ha fatto il militare non va bene. Perché? Perché vuol dire che ha sofferto e che ha una divisa da portare, è una storia e non si può. Mi sembra giusto, per chi ha fatto il militare è giusto che metta un simbolo degli alpini. Quindi no ai volontari delle Olimpiadi, secondo lei? Per me no. L'ex presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, dimessosi proprio ieri, ha espresso un grande stupore per i commenti violenti e gli insulti ricevuti in un contesto di pace come quello delle Olimpiadi, che dovrebbe rappresentare tutt'altro. Ora però l'obiettivo è lasciarsi alle spalle questa questione e guardare al futuro, come sottolineano anche i cittadini. Viva gli alpini sempre e comunque, penso, sempre questa è la premessa, viva gli alpini sempre e comunque. L'Associazione Nazionale Alpini ha superato bufere ben più grandi, ben più importanti, supererà anche questa, unita e compatta come deve essere. Vediamo, troviamoci, parliamone, la sede nazionale ha dato già una prima risposta ufficiale, se ci sarà bisogno di chiarimenti ulteriori lo farà, è a disposizione, come sono sicuro. Ritroviamoci soprattutto a Genova per vivere i momenti, quelli più belli, quelli più suggestivi, tutti col cappello alpino in testa e nessuno se lo levi. Allora, dagli alpini all'alpino Lucio Zanato, che peraltro fra 2 settimane sarà proprio a Genova a raccontarci la Dunata Nazionale, ma che oggi non è a Genova ma a Cimadolmo, perché c'è la 51esima mostra concorso interprovinciale dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP, e ci parla di questo prodotto del quale siamo primi produttori nazionali. È così, Lucio? Sì, allora il Veneto è il primo produttore nazionale e occupa circa il 20% del prodotto italiano esportato in giro per il mondo. Si parla di 13.000 tonnellate, quindi no poche robe. Il Veneto è la regione con una DOP e 2 IGP. Di queste 2 IGP, 2 sono in provincia di Treviso e qui siamo all'interno di un IGP. E io sono con l'assessore Dario Bond, perché lui ovviamente è venuto, perché questa è una delle eccezionali produzioni orticole del nostro territorio, un territorio che le sta dando grandi soddisfazioni ma anche grandi pensieri. Sì, no, hanno raggiunto, questi produttori hanno raggiunto il primato in termini di produzione di asparago in Italia, 13.000 tonnellate come diceva te, senza le strutture cooperativistiche, cioè senza le strutture capaci di stimolare, di raggruppare, di vendere il prodotto. Vuol dire che i singoli produttori e le piccole realtà legate anche al Proloco e alle varie cittadine sono talmente forti nel vendere e nel fare anche pubblicità e promozione del prodotto che riescono a fare numeri giganteschi. Ci sono le preoccupazioni? Sì. Ci sono le preoccupazioni perché noi nella prossima programmazione dovremo unire le forze, avremo un fondo unico a livello europeo e quindi dovremo unire le forze per portare soldi all'agricoltura e anche a loro. E anche spieghiamo bene, mentre prima i soldi per l'agricoltura partivano dall'Europa, arrivavano sostanzialmente in Veneto li distribuiva, adesso invece tutta la roba dell'Europa arriva a Roma e dopo? E a Roma e lì bisogna avere gli attributi e in qualche maniera dire la quota dell'agricoltura è questa e difenderla fino in fondo. Non è facile perché ci troveremo competitor come la parte industriale, la parte artigianale, la parte della formazione, però insomma non bisogna abbassare la testa e dire abbiamo perso, dobbiamo vincere, questa è la verità. Ecco, l'altra battaglia che lei vuole portare avanti ed è una battaglia perché so che poi deve andare da altre parti. Oggi Nicola, l'assessore, ha puntato l'attenzione sull'acqua perché dice che dobbiamo essere tutti noi veneti attenti e pronti a stare attenti proprio a preservare quest'acqua. Allora, ci troviamo in un momento, in una stagione particolarmente siccitosa, c'è un 30% in meno di acqua, ma attenzione, al di là della quantità d'acqua, dobbiamo consumarne e buttarne via il meno possibile, ma ancora di più dobbiamo cercare di tutelare la qualità dell'acqua. E l'appello che ho fatto, e lo farò sempre, te mi sentirai al melone, all'anguria, alla patata, e io dirò sempre la stessa cosa, chiuderò sempre con la stessa cosa, ma sarà una campagna che farò io, è dove possiamo interveniamo nel
portare via, nel togliere, nel sottrarre al territorio plastiche che ci sono lungo i corsi d'acqua, che ci sono per strada, che ci sono nelle capezzaglie e nei fossi. Queste portano delle sostanze che sono altamente negative e ci possono condizionare la nostra vita, la qualità dei nostri prodotti e soprattutto condizionano anche le future generazioni. La battaglia la dobbiamo fare singolarmente. Poi io vado in giro in bicicletta, passeggio. Bravo, tu vai in giro in bicicletta, passeggi. È vero che magari qualche fissato della formazione e dello sport non può fermarsi, ma tu che non sei fissato ti fermi, hai il tuo zainetto, il tuo sacchettino, ti fermi, ti raccogli 3-4 pezzi di plastica che ci sono e fai un bene per il territorio. È una goccia, sì, ma una goccia fa un fiume e un fiume fa un mare. Bene Assessore, la ringrazio perché quanti giri fa oggi? Finisco stasera alle 22. In giro per tutto il Veneto? In giro per tutto il Veneto, adesso vado alle confraternite dei prodotti veneti e del Piave, del formaggio Piave, e poi faccio un passaggio su Verona e là mi fermo per 4 manifestazioni. Bene, buon Grazie viaggio. Questo è l'assessore all'agricoltura Dario Bond, ma noi abbiamo qui un altro assessore e la voglio intervistare perché tu sai che ieri abbiamo fatto un collegamento da Scandolara con la Proloco di Zero Branco che diceva, insomma qui il discorso delle Proloco sono sempre dei grandi problemi, soprattutto di tipo economico, 85.000 euro la fatturazione minima, cioè massima per non dopo dover entrare in tutto il regime fiscale come se fosse un'attività, e molte Proloco hanno detto non ce la facciamo, anzi non facciamo più le sagre. Questo è l'allarme. Assessore, lei è anche l'assessore alle Proloco, che novità ci sono sotto il profilo, diciamo così, fiscale? Allora, sotto il profilo fiscale stiamo attendendo, questo con un lavoro di squadra anche con le UMPLI nazionale, di avere proprio da parte del Ministero un documento che ci dica che l'attività che viene svolta da parte della Proloco non è quell'attività commerciale dell'imprenditore che organizza persone per produrre beni e servizi, perché queste sono persone invece che danno al proprio territorio un'altra disponibilità. Loro nel compenso, anche legato ovviamente a quello che svolgono nel territorio, utilizzano proprio parte delle loro entrate per investirle anche nella parte strutturale che serve anche alle altre associazioni, perché questo problema non è solo di una singola situazione, è di 11.000 associazioni iscritte al RUNTS nazionale che noi come regione stiamo lavorando per questo. Quindi credo che il lavoro di squadra anche con i colleghi delle altre regioni che abbiamo portato al tema, voglio ricordare che fino a qualche mese fa il limite era di 130.000 euro, quindi credo che in questo aspetto proprio riportare Sì, insomma, chiamerà l'Agenzia delle Entrate e dirà così non si può fare. No, quello che si sta facendo è cercare una possibilità attraverso quella che era la comfort letter europea, che venga detto un qualcos'altro, che si stabilisca qual è l'attività economica e cosa non è attività economica, che quella permetterebbe anche alle Proloco di salvare l'attività che loro stanno facendo. Quindi quando è che avremo altre novità? Avremo a breve, nel giro delle prossime settimane, proprio questa lettera da parte del sottosegretario, ma di concerto anche col Ministero delle Politiche del Lavoro, proprio quello che va ad intendersi l'attività economica, e credo che questo sia importante per le Proloco. Voglio dirlo in un momento in cui anche con l'Agenzia delle Entrate, ma anche con tutta la parte nazionale, con l'avvocato Seppio, si sta lavorando proprio per portare anche in Veneto un'opportunità di confronto in questo, e il Consiglio regionale su questo si è interrogato, ed è importante anche il lavoro fatto proprio per sostenere anche le Proloco rispetto a questo cambio fiscale. Senta Assessore, facciamo così, lei chiama l'Agenzia delle Entrate, loro fanno radice evasione per tutti, magari 2 giri di prosecco e ci mettiamo d'accordo? Beh, ma soprattutto io credo che dovrebbero capire quello che davvero il volontariato fa, ma fa per le famiglie e per questo senso di meno social e più socialità tra le persone. Grazie Assessore, comunque hai capito Nicola, grazie anche alla congrega dei Radici e Fasioi, però volevo fare un salto velocissimo, proprio velocissimo, dall'assessore, anzi dal presidente Donadel. Possiamo disturbare, perché si sta facendo fotografare con un miele davvero particolare, perché è un miele nuovo che è il miele del Piave. Allora, Presidente Donadel. Ero qui con il presidente del consorzio del miele che mi spiegava miele di amorfa, che praticamente è un'erba. È un'erba infestante. È un'erba infestante che cresce qui. Però ha un potere notevole antibatterico e come si chiama? Come si dice? Calma le irritazioni. Ecco, per dire, no? Ed è sul Piave. Ed è sul Piave, sì. Presidente, come ci si sente ad avere una provincia con ben due IGP dell'asparago? Perché abbiamo Badoglio
Oere e Cimodolmo, su 3 del Veneto. Sono 2 eccellenze trevigiane, tutte e 2 con delle caratteristiche particolari a seconda di quello che è il terreno e della zona geografica di dove vengono coltivate. Si inseriscono assieme a tutta una serie di altri prodotti tipici trevigiani, partiamo dal Conegliano Valdobbiadene per arrivare giù a Radicchio Treviso, al Radicchio Verdon, che è della mia Roncade, all'asparago, ai tanti prodotti lattiero-caseari, ma solo qui girando gli stand qui a Cimodolmo si possono capire quanto è il potenziale che può dare il settore agrario, il settore vitivinicolo qui a Treviso. E soprattutto per i giovani. E soprattutto per i giovani, come è stato detto anche prima durante l'intervento, che era presente anche l'Istituto Cerletti. L'Istituto Cerletti, ricordiamo, è della provincia di Treviso, e continueremo ad investire per dare modo ai giovani di crescere, a rinnovarsi e a portare avanti quella che è la tradizione trevigiana. Grazie Presidente. Un'ultima battuta la facciamo invece con la Presidente del Consorzio dell'Asparago Bianco di Cimodolmo, Daniela Burato. Buongiorno Daniela, venga qua. Allora Nicola, io voglio chiudere questo collegamento con la Presidente del Consorzio, perché un'importante novità è che in un momento in cui c'è, come dire, delle ristrettezze, qui invece ci sono nuovi coltivatori che stanno cercando di entrare in consorzio, ovvero dei nuovi che aspettano la certificazione. Certo, siamo veramente felici perché grazie alle scuole, grazie ai corsi che abbiamo fatto, abbiamo dato la possibilità a nuovi produttori di vedere cosa potevano fare, dove potevano arrivare. Quindi grazie a questa cosa altri 4 certificatori si sono inseriti nel consorzio, e quindi da qui a fra 3 anni diventeranno anche praticamente produttori certificati, quindi questa è una bella soddisfazione, certo che sì, un 50% in più, che non è poco. Insomma, state crescendo ed è una cosa molto importante. Grazie alla Presidente Burato. Io a questo punto ti ridarei la linea dandoti però l'informazione di questo prodotto orticolo importantissimo per la provincia di Treviso. Tieni presente che ci sono spazi di manovra enormi, soprattutto per il bianco, perché è conosciuto solo fino a Roma, da Roma in giù conoscono solo il verde, quindi pensa quanto spazio c'è ancora per l'asparago. Poi tu, che so che frequenti a volte anche il Sud Italia, perché potresti diventare ambasciatore dell'asparago veneto e trevigiano anche in quelle zone. A te Nicola. Grazie a Lucio Zanato, non mancherò di diventare ambasciatore dell'asparago bianco anche nel sud. Allora, prima di andare in pubblicità, torniamo per un attimo alla cronaca, perché c'è un aggiornamento di cronaca, purtroppo una tragedia avvenuta a Venezia questa mattina, lo vediamo anche nelle immagini postata nella pagina Facebook. Venezia non è Disneyland. Dramma sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove un uomo è precipitato in acqua e ha perso la vita. Si tratta di un senza fissa dimora di origini serbe di circa 50 anni, che era seduto di fronte alla laguna tra il ponte di Calatrava e il terminal lagunare dei treni davanti al Palazzo della Regione. In base ai primi accertamenti sarebbe scivolato, precipitato all'improvviso, probabilmente in preda a un malore, ed è morto. Non ci sono stati purtroppo per lui margini di salvataggio dal punto di vista sanitario. Gli agenti della Polfer e i colleghi della Polizia Locale di Venezia hanno provveduto a portarlo fuori dall'acqua davanti agli occhi allibiti dei turisti. Il corpo senza vita è stato adagiato, come vedete, nella riva, è coperto, e sono iniziate le operazioni di identificazione. Ci sono veneziani che ricordano di averlo visto altre volte aggirarsi per la stazione, spesso sedersi proprio davanti alla riva a osservare le acque del Canal Grande. Fuori dal radar delle forze dell'ordine non risulta aver mai avuto problemi con la giustizia. Purtroppo questa mattina il dramma, sul posto anche la polizia scientifica. Ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, ripartiremo tornando a rivivere le emozioni della festa del 25 aprile in piazza a Treviso ieri mattina. Una città dilaniata nelle carni dei suoi figli, colpita nei suoi edifici e nelle sue piazze, eppure capace di reagire quando il popolo, tra le rovine, combatté al fianco dei partigiani in un unico slancio di fede e di libertà.
È in queste parole che ritroviamo il senso più profondo della Resistenza e proprio per questo ribadisco con forza che Treviso è stata, è e sarà sempre antifascista. Viva Treviso, viva il Veneto, viva l'Italia libera! Treviso celebra l'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo in una giornata densa di significati, richiamati sia dal sindaco Mario Conte che dal presidente di Ampi Treviso, Giuliano Vernier. Preceduti dalla lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Treviso, a cura del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, gli interventi hanno toccato la storia nazionale con il ricordo di figure come Tina Anselmi, staffetta partigiana Gabriella e la partigiana Marisca, Leda Azzalini, oggi centenaria, ma anche Giacomo Matteotti, Nelson Mandela e Martin Luther King, tutti esempi di rettitudine morale, impegno civile e portatori di valori universali. Vernier in particolare ne ha avute per tutti, Gaza compresa. Di fronte alle autorità politiche, civili e militari ha richiamato la Costituzione e i suoi valori, attuarlo soprattutto resta ancora un punto su cui lavorare. Dobbiamo capire che la Resistenza non è solo celebrazione di ciò che è stato, ma è far capire a tutti che quello che ha dato la Resistenza, il dettato della Costituzione, molte di quelle cose sono inattuate. Pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo al lavoro. Il sindaco ha puntato il dito invece anche sul linguaggio, aspetto sul quale vigilare perché ogni totalitarismo è iniziato lasciando che quelle parole facessero disastri. Hanno avuto parole d'ordine, formule, slogan capaci di svuotare le coscienze e comprimere il pensiero. Hanno coltivato l'intolleranza, hanno disumanizzato, preteso l'uniformità, l'obbedienza e il silenzio. La libertà conquistata con la Resistenza ci affida il compito di vigilare sul linguaggio pubblico, difendere il valore delle parole, restituire la dignità del confronto. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. È una festa da ricordare sempre, di essere la libertà e vivere in comune, in pace soprattutto. La libertà che dobbiamo difenderla giorno dopo giorno, sempre e costantemente. Nessuno ce la regala, nessuno. Per me sì, sì. Rispetto agli anni passati sì. Sono figlia di un partigiano e per me è una cosa importantissima proprio da qui. Però vedo che la scuola e certe famiglie non hanno mantenuto nessun valore di quei tempi. Mio padre, me ne ha raccontate tante, erano dalla parte giusta. Purtroppo lui è morto con Berlusconi, io morirò con la Meloni. Pensi un po' per cosa ha combattuto. Dato la sua gioventù, pazienza, è andata così. Sono davvero molto contenta e fiera di essere qui, anche perché credo che oggi sia la giornata più importante d'Italia e bisogna ricordare tutti i caduti. Ciao, sono Bianca e anch'io sono super onorata di essere qua con i miei amici consiglieri e questa esperienza è stata bellissima e sono super contenta di essere qui. Io sono Jacopo e vengo dalle Mantegna, come gli altri anch'io sono onorato di essere qui e nonostante il caldo ce l'abbiamo fatta comunque. Credo che sia un'importante cerimonia per ricordare gli avvenimenti che sono avvenuti in passato e che non devono venire in futuro. Una cosa che io penso di mio padre sempre in queste feste è la passione con cui lui si avvicinava ai giovani e all'idea di trasmettere ai giovani e soprattutto all'idea che loro continuassero la resistenza in tutte le forme in cui la resistenza assume il significato di passione civile, di partecipazione, di ricerca della giustizia. È quello che mi lega di più a questo passato. Il 25 aprile la festa della liberazione, ma anche ovviamente la festa di San Marco. Ieri in cattedrale a Venezia la messa celebrata dal Patriarca è trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Dall'Ucraina al Golfo Persico, forte ancora una volta l'appello
alla pace di Monsignor Francesco Moraglia sulla scia dei ripetuti interventi anche di Papa Leone. Patrono di Venezia e delle genti venete, in Basilica la messa solenne per la festa di San Marco, celebrata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia e trasmessa in diretta da Antenna 3. Il messaggio di pace dell'Evangelista si fa quest'anno ancora più urgente. Purtroppo anche quest'anno la festa del patrono Marco si celebra in un tempo di guerre, segnato da distruzioni, soprattutto di morte. E proprio per questo assume un particolarissimo significato il motto che accompagna l'iconografia, il leone alato. Pax tibi marce evangelista meus. Operiamo allora e preghiamo come ci chiede Papa Leone e chiediamo che si fermi ogni violenza, ogni sopraffazione, in particolare nei confronti dei bambini, delle bambine, delle donne, degli anziani. Coloro, dice Monsignor Moraglia, che più di tutti pagano l'atrocità dei conflitti. Il tema dei diritti contenuto anche nella celebrazione civile del 25 aprile. Oggi in Italia commemoriamo anche la festa della liberazione. Siamo così invitati a ricordare con rispetto e con vera gratitudine quanti si sono battuti e hanno sacrificato la vita per conquistare la libertà e la democrazia. Il Vangelo di Marco, il più breve dei 4, espressione di fede della Chiesa, opera di inculturazione dell'evento cristiano, simboleggiata dal centurione che ai piedi della croce su cui Gesù è spirato lo riconosce come figlio di Dio, evangelista che la Chiesa veneziana e universale si appresta a celebrare. Annuncio qui in cattedrale ufficialmente l'anno marciano, indetto per i 1200 anni dall'arrivo delle spoglie dell'Evangelista Marco in città, che avrà inizio l'8 ottobre del 2027. Perché questo giorno? Perché è il giorno della memoria della dedicazione della Basilica di San Marco, la chiesa cattedrale, la chiesa madre di Venezia. E terminerà il 1 febbraio del 2029 perché è il giorno della memoria della traslazio delle reliquie marciane. Non solo momenti celebrativi di carattere liturgico, ma anche pastorale e culturale, fa sapere il patriarca, progetti aperti allo scambio e al confronto, e conclude. Buona festa di San Marco nell'amore, che per essere vero deve misurarsi sulla verità, sulla giustizia e sulla pace. Cambiamo argomento, torniamo nella Marca. Il parco dello Storga a Treviso si rilancia grazie a un importante progetto europeo, mappe multilingua, audioguide, laboratori didattici e un numero crescente di visitatori. Sono stati costruiti dei percorsi tematici, 3 percorsi tematici, uno sul tema dei matti, cioè la pazzia legata all'ospedale psichiatrico che era la sede della provincia, una volta era l'ospedale psichiatrico, uno sul tema dell'acqua, in questo parco nascono 2 fiumi, il Piavone e la Storga, che sono 2 fiumi di risorgiva che poi finiscono nel Sile, e poi uno sul tema del bosco, che ha una particolarità perché è un bosco piantumato negli anni 90 con dei fondi europei dalla provincia quando ha acquistato il bene. Durante i percorsi si può accedere a dei contenuti multimediali, cioè a dei racconti e degli approfondimenti che ci accompagnano a scoprire il parco anche in autonomia nel caso in cui non si sia accompagnati da un educatore, da una guida. Oltre 213.000 euro investiti e una fruizione in crescita, il parco dello Storga si rinnova grazie al progetto europeo Learn Out. Grazie a queste risorse sono stati realizzati un sito dedicato, mappe interattive, audioguide, laboratori per le scuole e una nuova segnaletica, interventi concreti che migliorano l'esperienza
un'esperienza di visita, rendendo il parco più accessibile a cittadini e turisti. Grazie a questo progetto che ci ha visti coinvolti assieme al Friuli Venezia Giulia e all'Austria e ai fondi che abbiamo preso, a questi fondi europei che siamo riusciti a intercettare, la provincia di Treviso è riuscita a valorizzare il parco dello Storga. Dati del 2025 vedono il turismo in crescita di un più 5% rispetto al 2024 e se lo mettiamo in confronto dal 2022 al 2023 stiamo parlando di un più 18%. Michele Genovese, direttore del GAL Alta Marca, sottolinea l'importanza del lavoro in rete e degli investimenti per la valorizzazione del territorio, puntando su educazione ambientale e turismo sostenibile. Lo scopo del progetto è quello proprio di dotare i parchi di strumenti gestionali, di promozione e anche di un edugame per dotarsi di strumenti per poter rafforzare la loro offerta verso i loro destinatari, che sono principalmente i ragazzi per le attività didattiche e le famiglie. A Vittorio Veneto, dalla cucina all'emergenza, gli studenti dell'alberghiero imparano a intervenire nelle situazioni di crisi. A Vittorio Veneto gli studenti dell'alberghiero Beltrame si mettono alla prova con un progetto dedicato alle emergenze. Stiamo facendo fare loro due macro attività. La prima è per una fetta di loro la gestione della cucina e per un'altra fetta di loro, sempre all'interno di questa macro attività, provare cosa vuol dire un servizio di emergenza. Dall'altra parte stiamo approfittando dell'occasione per dar loro delle informazioni relative al mondo della protezione civile, al mondo dei rischi, del primo soccorso e cose di questo tipo. Durante il convegno Vivere insieme all'emergenza, gli studenti hanno approfondito il ruolo fondamentale delle cucine da campo e del volontariato. È importante insegnare ai ragazzi come si può fare esperienza di una cucina in emergenza ed è stato anche per noi importante riuscire a coinvolgere il territorio e quindi in questo caso la Prealpi Soccorso nonché la Protezione Civile nelle sue articolazioni territoriali, regionale e provinciale e il Comune di Vittorio Veneto. Non solo teoria, proprio per mettere in pratica quanto appreso si è eseguita un'esercitazione reale, simulazione di evacuazione, allestimento di una cucina da campo e preparazione dei pasti, con particolare a riguardo alle esigenze alimentari come allergie e intolleranze. Oggi avevamo un numero importante di sfollati in simulazione, quindi ci siamo adoperati a avere una cucina che sia inclusiva, quindi con dei pasti dedicati a chi è vegetariano, chi è di fede islamica, chi è celiaco, chi è intollerante al lattosio, chi ha allergie alimentari. Quindi per evitare le contaminazioni crociate abbiamo dedicato uno spazio adeguato e sicuro per tutti quanti questi pasti. Un'esperienza concreta per formare cittadini pronti ad aiutare. Mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto collaborare tra di noi, appunto questo scambio qua tra i ragazzi veneti e i ragazzi sardi e quindi ha rafforzato le capacità lavorative, pratiche e anche logistiche, infatti ci hanno fatto organizzare il tutto a noi ragazzi. Dagli studenti dell'alberghiero Vittorio agli studenti delle Einaudi siamo a Bassano, premiati, vediamo perché. FAM, in arabo Ingegno, è il nome della squadra che si è aggiudicata il primo premio nazionale di debate. Loro sono Tommaso Alessi, Carlotta Faiola, Sofia Corradini e Usman Ridwan Mumin dell'ITET Einaudi di Bassano, saliti sul tetto d'Italia alle finali disputate a Misano Adriatico. Una soddisfazione enorme per loro, per i docenti che li hanno seguiti, Lorena Pizzato e Fabrizio Ceccato, e per tutta la scuola. I nostri ragazzi hanno veramente dimostrato grande determinazione, competenza, spirito critico e poi step by step hanno raggiunto questo egregio risultato che per noi è un grande orgoglio come comunità ma anche come territorio. Sono i protagonisti e le protagoniste di questo grande successo che ci raccontano le emozioni provate e le difficoltà incontrate in questo percorso. Non era assolutamente preventivato che arrivassimo così distante e il momento più difficile forse anche per questo, perché non completamente aspettato, almeno per me è stato quello della finale. Riuscire a reggere la pressione e soprattutto a realizzare una performance, una prestazione di cui potessi essere orgogliosa a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta. La vera soddisfazione che ci siamo portati a casa è di aver raggiunto questo traguardo rimanendo noi stessi e non portandoci tante ansie nel corso almeno della prima parte. Poi credo che la tensione verso la fine sia normale, ma è anche quella che serve un pochino a crescere.
È Usman che ci spiega l'argomento trattato in finale. Questa assemblea, nei panni della Chiesa Cattolica, finanzierebbe attivamente realtà promotrici della teologia della liberazione in America Latina. E questa è stata la mozione del dibattito della finale. Un tema decisamente complesso che però questi 4 giovani hanno saputo affrontare con competenza e serietà. Per loro significa aver acquisito uno strumento molto importante. C'è tutto il lavoro di studio della mozione e comunque delle competenze che uno ha già di suo. L'esporsi pubblicamente a tante persone, a mettersi in gioco in prima persona e a farsi giudicare da delle altre persone è un'altra sfida. Ancora studenti, i nostri bravi studenti veneti, torniamo nella Marca, torniamo a Treviso, gli studenti del Riccati Luzzati di San Pelaio al lavoro sul ruolo delle donne nella scienza. Il dubbio fa paura a chi pretende solo l'obbedienza. Mio padre, Dione di Alessandria, mi ha insegnato a osservare il cielo e i numeri, non accettare le idee senza comprenderle. La mente è sacra solo quando è libera. Dai pazzi a Piscopia, da Marie Curie a Samantha Cristoforetti, da Maria Montessori a Rita Levi Montalcini fino a Margherita Hack, e l'elenco potrebbe continuare. Sono le scienziate sul cui percorso e la cui storia hanno lavorato gli studenti del Riccati Luzzati di San Pelaio su input del proprio istituto e del gruppo ANA Città di Treviso Salsa Reginato. Donne e Scienza, il titolo dell'evento, il cui obiettivo era quello di valorizzare talento e tenacia di donne straordinarie che nei secoli hanno saputo farsi strada in un ambito tutt'altro che al femminile. È evidente che in tempi non lontani le discipline di tale aree sono state considerate campi di studio riservati per natura agli uomini ed ancora ai nostri giorni, se si guarda a livelli di crescente responsabilità nei diversi campi della scienza e delle istituzioni scientifiche, è chiaro che prevale nettamente la presenza di quest'ultimi. Racconti, brevi video, rappresentazioni frutto di ricerche approfondite. Ho trovato questo progetto molto interessante perché ci ha permesso di scoprire delle figure che non avremmo mai studiato, conosciuto nel percorso scolastico normale. Queste donne non le avremmo mai potute conoscere a livello scolastico ed è anche un modo per ricordare chi ha dato tanto e chi non è quasi mai stato considerato. Il tema che abbiamo affrontato si ricollega benissimo ad un'ipocrisia che troppo spesso viene utilizzata per trovare consenso riguardante questo argomento. Ritengo che la nostra società sia lo specchio di ciò che siamo e per questo il cambiamento che ci hanno dimostrato queste donne presentate da noi oggi sia fondamentale affinché possiamo viaggiare verso una società più inclusiva e pari. 2 parole che ci portiamo a casa da questa esperienza sono consapevolezza e fiducia. Consapevolezza nel passato, in queste donne che hanno dovuto lottare ed essere quindi d'esempio per noi, per riuscire a farsi notare in un mondo che era principalmente patriarcale, concentrato solo sugli uomini. Fiducia invece la dobbiamo avere nel futuro e nella situazione che per fortuna sta cambiando, nonostante ancora i tanti passi che sono da fare verso un mondo più equo. Allora, l'ultima breve pausa pubblicitaria, poi andremo a Padova per vedere l'inaugurazione della mostra Io ci sono. Abbiamo già raccontato di questa mostra a Treviso e a Spresiano, anche a Padova, al Centro Culturale San Gaetano, 11 volti che raccontano la volontà di vincere ogni barriera. Subito dopo la pubblicità. È il momento di dire io ci sono, noi esistiamo, meritiamo di essere visti, abbiamo gli stessi diritti degli altri, abbiamo la stessa voglia di stare insieme agli altri che hanno gli altri. È vero che Rayen, lui, le altre persone esposte hanno delle difficoltà, indubbiamente sì, però rimangono bambini, adolescenti, adulti come tutti gli altri. Persone non la loro malattia o la loro diagnosi, volti, vite, quelle degli 11 bambini, adolescenti, giovani e adulti, protagonisti di Io ci sono, la mostra fotografica itinerante con ritratti di Enrico Colussi che fino al 10 maggio sarà ospitata al Centro Culturale San Gaetano di Padova. Giulia Rossetto è la mamma di Rayen. Nel suo piccolo è famosa perché lo scorso settembre ha lanciato un invito diventato virale e centinaia di persone sono arrivate alla festa per i 10 anni di suo figlio. Del progetto fa parte anche la famiglia di Marcello, papà di Sebastiano. Con Enrico Colussi, che è il fotografo che ha fatto queste foto, ho detto facciamo le foto dei volti
in modo tale che se anche non ci sentono, non ci vedono, noi parliamo lo stesso, vogliamo farci vedere lo stesso e farci sentire. Tra gli 11 volti quello di Chiara Irceti, che la sua storia di vita con l'epilessia l'ha raccontata nel libro Sorrido a me stessa e crede nel progetto Io ci sono. Vorrei urlarla questa parola, io ci sono, perché proprio in questa settimana ho avuto delle esperienze dove il non essere visibile è stato, diciamo, la prima caratteristica che ho provato, non essere visibile per le istituzioni, il non essere considerata nella mia fragilità e il non essere vista per quella che sono. Io sono Chiara, ho le mie difficoltà, sono una categoria protetta, ho delle malattie che non si vedono ma che ci sono e io vorrei che passasse questo messaggio invece da dire che dentro c'è un animo. Padova è una città inclusiva e lo dimostra non soltanto con i servizi sociali e tutte quelle attività volte a rimuovere le barriere, a dare sostegno e aiuto, ma anche attraverso queste forme di espressione artistica e queste mostre. Volti sorridenti, persone, famiglie con storie da raccontare, di coraggio, di dedizione, di amore, come Raffaella Buzziol, mamma di Lisa, che in nome di sua figlia, che è riuscita a parlare grazie al linguaggio dei segni, ha fondato un'associazione e in questo progetto ci sta mettendo anima e cuore. Chi verrà a vederci? Chi vorrà costruire insieme a noi qualche cosa? Chi vorrà veramente capire e vedere sicuramente vedrà una possibilità enorme in tutto questo. Sono gli ultimi minuti di questa prima edizione, prima di lasciare poi la parola a Lucio Zanato. Vediamo l'inaugurazione presso il 51esimo stormo di Strana della nuova sala multimediale intitolata alla medaglia d'oro al valor militare il colonnello pilota Davide Ignazio Franceschetti, che l'8 febbraio 2001, del rientro da una missione addestrativa, scelse di far precipitare il suo velivolo AMX fuori controllo a causa di una avaria tecnica in una zona disabitata a Lancenigo di Villorma, cerimonia che si è aperta con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso il piazzale Bandiera, seguito dallo svelamento della targa, il taglio del nastro, la presenza delle autorità civili, militari ovviamente del territorio. C'erano anche i figli del colonnello Franceschetti, tra cui il capitano pilota Andrea Franceschetti, che nel suo intervento ha ringraziato lo stormo per mantenere viva la figura e il sacrificio fatto dal padre. E poi il Benetton Rugby, che ha battuto con uno storico 29-26 in Leinster a Treviso a Monigo, chiudendo quindi nel migliore dei modi il terzultimo turno di regular season dello United Rugby Championship nell'ultima giornata interna stagionale, quindi l'ultima gara a Monigo, con una bella vittoria 29-26 sul Leinster. Allora, vi sto per lasciare a Lucio Zanato con i percorsi di fede. Vi ricordo peraltro che dopo Lucio Zanato, ovviamente dopo il meteo, c'è l'appuntamento con Igor e Davide Show, la nostra sketchcom divertente con Igor Barbazzi e Davide Stefanato, e poi alle 14 rivedremo anche la puntata di questa settimana del talk show serale Agricoltura di sera, sempre con Lucio Zanato. Allora, siamo giunti all'appuntamento con i percorsi di fede e oggi Lucio Zanato ne parla con Simone Laletto del suo impegno per l'Africa con progetti di sviluppo economico e sociale per costruire un futuro a queste genti. Grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti in un'altra puntata di Percorsi di vita e di fede, con noi quest'oggi Simone Laletto. Simone Laletto, intanto grazie per essere qui, grazie per raccontarci la sua testimonianza di persona ma anche di uomo di fede. Cominciamo raccontando chi è Simone Laletto oggi. Simone Laletto è nato nel 1967, ha fatto una prima parte della sua vita normalmente, insomma come tutti, insomma. Un primo momento in seminario, perché l'idea era quella, la chiamata è stata quella, e poi dopo si è tramutato in un servizio per i poveri che dura tuttora, insomma ormai sono 40 anni della mia esperienza di vita, nata all'interno di un gruppo missionario che era molto radicato nella nostra parrocchia, della parrocchia di Milano.
San Michele, che era molto radicato lì, aveva tutta una serie di attività molto importanti e anche un grosso gruppo di giovani, una quarantina di giovani. E lì è nato questo desiderio, ecco, di fare un qualcosa di più concreto, magari più impostato, più organizzato, e abbiamo creato un'associazione che è nata nel 1987 che si chiama CESVITEM, Centro Sviluppo Terzo Mondo. Una volta, a quell'epoca il terzo mondo c'era, adesso siamo anche al sesto, settimo mondo. E quindi abbiamo iniziato all'epoca con i primi missionari, i primi contatti con i missionari, suore e padri della diocesi e anche di congregazioni religiose, i comboniani, che sono stati un po' il motore del nostro fare, del nostro agire all'inizio, soprattutto una suora che ci ha entusiasmato e che tuttora aiutiamo. Insomma, noi lavoriamo in Mozambico e Perù attualmente come realtà, ormai da 40 anni, e con i missionari, con comunità, con associazioni locali e anche con i governi, perché comunque qualcosa facciamo. Insomma, ci occupiamo soprattutto della formazione dei ragazzi nella prima fascia d'età, nell'età scolare, che sono sostenuti attraverso la collaborazione di alcune famiglie italiane che con il sostegno a distanza garantiscono un minimo di cure medico-sanitarie, di accesso allo studio. E sono piccole iniziative, piccoli contributi, ma che sono fondamentali, ecco, per dare la possibilità a questi ragazzi di costruirsi un futuro, un domani nella loro comunità, di essere un qualcuno, perché oggi come oggi, lo abbiamo visto anche adesso nel viaggio che il Papa ha fatto in Africa, ecco, il futuro dell'Africa sono i giovani, sono le giovani generazioni, perché purtroppo molti paesi sono governati da dinastie, le chiamano repubbliche popolari, però di fatto sono delle dinastie, ecco, che si tramandano di generazione in generazione. E anche gestite da etnie. E gestite da etnie. Però volevo fare un salto indietro. Allora, 1987, giusto, sì, nasce questa. Sì. Quindi siamo nell'epoca in cui veramente si guardava quello che si diceva il terzo mondo. Quando ho sentito dire terzo mondo mi è venuto in mente Manitese. Sì, era quell'epoca lì. È quell'epoca lì. Ecco, cosa è cambiato da quell'epoca ad oggi rispetto all'aiuto al terzo mondo, chiamiamolo così, all'Africa, sì, e non solo? Ma cosa è cambiato anche tra di noi? Nel senso, io lì vedevo degli entusiasmi, ricordo delle raccolte di ferro, di non so, mercatini, proprio per poi finanziare attività proprio in quel paese. Adesso tutto questo mi pare sparito. È sparito in parte, sta ritornando. Abbiamo avuto un grosso periodo, cioè all'inizio c'era un entusiasmo enorme, gruppi di persone, di gente che lavoravano, facevano di tutto, ecco, per raccogliere fondi, per finanziare questi progetti e queste iniziative. Poi dopo c'è stato un periodo di stallo in cui tutti hanno approfittato dei contributi pubblici perché c'erano, ok? Adesso, quando lo Stato non ha più i fondi per la cooperazione è diventata missioni all'estero, missioni militari all'estero, peacekeeping. Ecco, quindi tutta una serie di altre spese che vengono addebitate alla cooperazione, che di fatto non è cooperazione. E oggi come oggi c'è un ritorno da parte soprattutto di alcune associazioni, perché soprattutto il tessuto veneto in quegli anni ha sfornato tante associazioni, magari radicate su una persona, su una realtà, su un paese, eccetera. Cioè il tessuto veneto ha dato tanto al mondo della cooperazione. Ecco, volevo dire un'altra cosa. Milano ha dei progetti in corso come comune anche con la CIA, proprio in altre aree sia dell'Africa che dell'America Latina. Quanto la garanzia di avere, come dire, dietro la presenza della parrocchia, cioè della Chiesa, aiuta ad avvicinare le persone anziché allontanarle, perché molti pensano che quando si comincia su questi progetti dietro ci sia, come dire, molto interesse da parte di chi li organizza e poco poi di fatto arrivi dove deve arrivare. Certo.
E la garanzia di avere un comune, una parrocchia alle spalle, una parrocchia conta di più? Adesso come adesso ci sono realtà in cui conta di più la parrocchia, in altre conta di più il comune. Dipende da che tipo di realtà insomma si va a sostenere o a finanziare. È una garanzia che quei fondi o quelle realtà vengano fatte o quelle cose vengano portate avanti. Nel vostro caso immagino la parrocchia. Nel nostro caso la parrocchia, ma anche il comune, insomma, o anche istituti scolastici o anche università o anche la regione, cioè ci sono tante realtà che possono fare da garanzia di quello che si fa, ma secondo me la cosa più importante è dare la possibilità ai sostenitori di verificare personalmente sul posto cosa facciamo e come aiutiamo. Di verificare sul posto, li portate là? Cioè ci sono persone e famiglie che scelgono di andarsi a trovare il ragazzo che sostengono. Ecco, e questo secondo me è una cosa molto importante, perché lega la persona che dà quei fondi con il paese, con la realtà locale. Ma come fate? Organizzate voi i viaggi? Come funziona? Organizziamo noi, oppure organizzano loro, noi gli curiamo la parte magari logistica lì, eccetera. Cioè c'è questo rapporto, e soprattutto negli ultimi anni, ma anche negli anni passati, insomma, ecco, questo rapporto tra sostenitore e sostenuto. E questo per quanto riguarda i giovani, ma ad esempio le attività che vengono create, perché è vero, voi prendete per mano i giovani, però dietro a un giovane ci deve essere una struttura che gli insegna, le scuole, mezzi, macchinari. Certo. Mi viene in mente, io in Madagascar ad esempio ho visto che c'era una congregazione francese che insegnava ad esempio alle bambine a lavorare il tessuto con delle vecchie macchine da cucire, ma c'erano, e quindi c'era questa scuola. Ecco, come funziona invece questo tipo di attività? Ecco, noi ci appoggiamo a realtà locali che da anni portano avanti tutta una serie di progetti e iniziative sul territorio. Ad esempio in Mozambico noi abbiamo sostenuto per anni una scuola tecnico-professionale gestita dai missionari convoniani in collaborazione col governo, e quindi anche lì tutti i macchinari, tutta la cosa, cioè i ragazzi stessi avevano la possibilità di accedere a dei mezzi che sicuramente nel paese non ci sono. Ecco, e poi un'altra cosa, nell'esperienza che ho vissuto io, ad esempio una forma di missione, quindi anche di fede, era quella di portare la propria professionalità proprio lì, cioè insegnando ad esempio ai giovani, ma anche facendo materialmente delle cose. Sì, importante secondo me, noi lo abbiamo fatto in diverse occasioni, ma importante secondo me è dare la possibilità veramente a a persone che anche danno la loro vita oppure sono in pensione e hanno un bagaglio culturale alle spalle notevole, che può insegnare a dei ragazzi, non so, ai meccanici, falegnami eccetera. Sono fondamentali queste esperienze. Starete ad esempio, se una persona è a casa e dice sono in pensione, sì, ho una professionalità perché magari ho sempre gestito un'officina, come posso fare per mettermi a disposizione? Perché mi piacerebbe magari trasmettere questo mio sapere a queste giovani generazioni, vedendo poi che se tu li formi lì eviti quelli che sono i viaggi della disperazione qui. Certo. Noi, come molte altre realtà nel Veneto, diamo questa possibilità, cioè nel senso, ad esempio adesso c'è un'insegnante italiana che lavora a Dublino all'università informatica, andrà 15 giorni in Mozambico a fare dei corsi di informatica ai ragazzi che stanno avviando delle piccole attività microimprenditoriali. Quindi sono tutte esperienze che secondo me, se vengono organizzate bene, messe a beneficio, ecco, di queste realtà nuove che stanno nascendo, perché c'è voglia soprattutto da parte dei giovani di studiare, di impegnarsi. Cioè le scuole in Africa sono poche, devono fare addirittura 3 turni per dare la possibilità a tutti gli studenti di accedere allo studio. Ecco, sono importanti queste iniziative, ecco, perché ci
danno futuro a questi giovani che vogliono costruirsi un domani, costruirsi un futuro. Ecco, però la chiave della fede, cioè del credo, in questa vostra attività, come si coniuga? Perché uno dice lo faccio perché lo sento come attività sociale, lo sento da laico, in realtà dietro c'è, diciamo così, un insegnamento del Vangelo. Ecco, nelle nostre associazioni ci sono persone che lo fanno da laico come impegno, ecco, ma ci sono persone che lo fanno anche con fede, quella fede che ci dice che dobbiamo condividere, è una ricerca costante, una condivisione costante del nostro essere, del nostro credo, eccetera, perché sono scelte di vita, ecco, che uno fa, e sono scelte anche di fede, perché il nostro Signore ci ha insegnato la comunione, il condividere, l'amare l'altro e vedere Lui nell'altro. Ecco, a volte non è semplice farlo, perché è una ricerca costante, però dal mio punto di vista ci sono persone che veramente mettono una fede grande in quello che fanno, anche nell'aiutare le persone. Ecco, abbiamo già consumato il tempo, però a questo punto la sua esperienza è personale. Lei ha fatto qualche viaggio, ha vissuto questa esperienza di condivisione lì? Sì, io per il lavoro che faccio all'interno della mia associazione, insomma, ho visitato tanti paesi e tante realtà. Ecco, quello che ho appreso da queste visite, da questi momenti, è un grande bagaglio umano. Ecco, un grande bagaglio di fede, ma anche di umanità, ecco, un'umanità condivisa, perché queste persone ti accettano così come sei, col bagaglio culturale che hai, coi difetti che hai, ma soprattutto per costruire con loro veramente un rapporto nuovo di condivisione, anche di quel poco che si ha, ecco, perché mettersi in ascolto di queste realtà e condividere i momenti, la vita di ogni giorno, eccetera, secondo me è la cosa più grande, più importante, è quel di più che si mette al fatto che io possa finanziare o contribuire economicamente a un qualcosa. Ecco, se viene condiviso tutto un lavoro e un rapporto, anche nelle piccole cose, nella gestione domestica delle cose, ecco, secondo me è il valore aggiunto che dobbiamo dare al nostro fare, insomma. Due domande per concludere. La prima, questa vostra attività può essere una risposta ai percorsi dei migranti, ai morti sul Mediterraneo, alle vessazioni sul territorio libico? Certo, secondo me i morti e tutto quello che sta succedendo nel mondo avviene solo ed esclusivamente per interessi economici. Cioè ci sono paesi che traggono da queste migrazioni, ecco, traggono una serie di importanti e significativi di interessi economici, perché noi vediamo anche con le iniziative, i progetti che stiamo facendo, ecco, quanto importante sia da garantire a questi ragazzi un futuro. Ecco, se viene garantito quel poco, ecco, il ragazzo non esce dal suo paese, resta nel suo paese per contribuire al futuro, però bisogna dare anche spazio, perché noi possiamo fare una parte, ma la cosa più importante, cioè, sono i governi che devono cambiare rotta se vogliono fermare questo eccidio, perché comunque è un eccidio di persone. Ecco, l'ultima domanda è, facendo questa attività si dà di più o si riceve di più? Si riceve di più. Perché? Perché lavorare con le persone, di qualsiasi religione o credo siano, ecco, ti danno tutto loro stessi, se tu li aiuti a costruirsi un domani. E secondo me questo è la cosa vincente, ecco, del nostro lavorare, del nostro agire. Grazie. Grazie a voi.